e credo che Rotary farà la sua parte e credo che chi viene dopo di me saprà fare meglio di me la propria parte. Tonino. Ringrazio prima di tutto mia moglie che ha avuto la pazienza, Anna, che ha avuto la pazienza e ne avrà ancora di più nel 2020-21. Questo è il nostro consiglio direttivo, io mi metto qua così. Il riconoscimento di tutta la società civile. Ecco, uno dei grandi temi veneziani, io non vivo di turismo, non è vero, tutti viviamo di turismo. Quando un sistema economico fattura 3 miliardi di euro, così utile per un ragionamento attorno ai grandi temi dell'antropocene di cui si parla in questo momento, cioè del fatto di questa dominanza dell'uomo rispetto agli ambienti naturali. Che cos'è Econil? Econil è un nylon che viene 100% da materie plastiche, ovviamente di nylon riciclate, come reti da pesca, scarti vari, vecchi tappeti, è questo. It's nylon. We all know what it is, where it comes from, and where it ends up. But we are writing another story. Una sfida perché costruire un mondo in cui tutti rispondono di sì a quelle domande nei rapporti personali e nei rapporti di lavoro è quasi un sogno, un'utopia. Ma i rotariani in qualche modo sono persone che sognano. Progetti che invece sono stati in buona parte sostenuti proprio dai comitati privati, e non sono qui tutti, però forse riconoscete delle persone. Questa ricerca mi ha portato dal momento che la Biennale in realtà aveva già stabilito tutti i suoi piani eccetera eccetera, a rivolgermi a coloro i quali stavano invece celebrando al padiglione Venezia
computer che studia lo sviluppo di sistemi hardware e software dotati di capacità che sono tipicamente dell'essere umano. Ecco, dicevo, si è trattata di un'iperbole, nel senso che non tutti i nostri dogi furono amati e, se mi consentite, non tutti così amabili, nel senso che io dico sempre che abbiamo avuto un campionario umano vastissimo. Buon Natale, auguri a tutti quanti. Abbiamo pensato di farvi questo omaggio musicale dalle sale bellissime dell'Ateneo Veneto. Francesco Petrarca, commentando la morte di Marin Faliero, come tutti ben sapete venne decapitato per crimini perché cercò di diventare signore Bacchetta a Venezia, ebbe a dire che quella storia avrebbe rappresentato per i dogi veneziani a venire un insegnamento. Tra l'anno scorso e quest'anno il PIL italiano abbiamo perso circa 300 miliardi. L'Europa nel suo complesso probabilmente ha perso intorno ai 1500 miliardi. È uno stato simbolico che ha consentito al Papa, nel trattato che firmò Pio XI e il suo segretario di Stato, in particolare il cardinale Pietro Gasparri, con l'allora presidente del Consiglio italiano Benito Mussolini, una immunità, una libertà. È un territorio piccolo, ma che dà al Papa questa sua libertà. Benedetto aveva accennato in una lezione magistrale al ruolo del profeta Maometto, aveva detto una frase che era considerata molto offensiva per i musulmani, così tanto che Erdogan aveva detto che non l'avrebbe ricevuto.
rinnoviamo una tradizione delle uova di Pasqua dell'AIL. Devo ringraziare l'azienda Celgene che ha sponsorizzato l'iniziativa con una donazione e soprattutto il Rotary Club Venezia consente appunto con queste donazioni e con questi service rotariani di portare le uova negli ospedali e oltre a San Giovanni e Paolo anche nel resto della provincia e della ULSS 3. Poi anche diciamo il visitatore più sprovveduto vede che all'interno di San Giovanni e Paolo ci sono addirittura 4 cavalli, 4 cavalcature, quindi ci sono anche degli importanti condottieri veneziani. Questa è una tappa in un percorso del nostro club in collaborazione con un gruppo di soci e di aiuti esterni. Ma da oggi abbiamo un oggetto prezioso che è questo pannello multisensoriale. Da dove nasce questa idea? È nata da una chiacchierata che ho fatto io con l'amico Giovanni. Questo oggetto non è per una categoria di persone, ma è utile per tutti. Come il nostro governatore Diego Vianello crede, questo è un progetto basato sul valore della cultura che serve alla crescita di tutti. Impressive opening for our meeting tonight. Dear friends from Rotary Malta and from other places in Italy, we are just in front of the great Teatro La Fenice, which is the place that we will present you tonight. Fortunato Ortombina, the superintendent, is waiting for us inside, and also Elisabetta Fabbri, the architect Rotarian, who took care of the restoration of the theater. Ladies and gentlemen, good evening. My name is Fortunato Ortombina. I am the Sovrintendente and the Direttore Artistico of the Gran Teatro La Fenice, where I'm very happy and pleased to welcome all of you of the Rotary Club International of Malta. I think it's very important to remember how it was the night of the terrible arson in 1996. This is what it was the foyer after the fire.
The ceiling collapsed, but columns, staircases, part of decorations have been survived. Only part of masks, garlands decorating the walls fell down. Also some chandeliers survived, hanging from the ceilings. So here we are in the Sale Apollinie, which is the fashion as in Vienna, with the white and gold. Another little jump in the past. Et voilà, how it was after the fire. The damage is awful. At first sight, it seems impossible to recognize the magnificent ballroom. You have to clean up and look for tracks under the rubble. The damage was terrible, but all was not lost. So thank you very much, and don't leave us in 5 minutes' time. Io darei corso immediatamente con i massimi complimenti alla vincitrice e alla seconda classificata per la produzione che hanno fatto, una cosa abbastanza innovativa. I giorni consacrati all'umile culto divino si sono ridotti a uno solo. Questo è Hölderlin, il poeta romantico. Ciapa Cristiano, va.